Grazie Paola, benvenuti e benvenute a tutti e benvenuti soprattutto a Loris De Filippi e a Pankaj Mishra. È importante averli qua, è importantissimo che ci siate anche voi. Ha già detto tutto quanto Paola, ci sembrava doveroso dopo la serata che ha concluso l'edizione dello scorso anno di Vicino Lontano, quindi il premio Tarzani dedicato lo scorso anno alla memoria dei giornalisti uccisi nella striscia di Gaza, ci sembrava doveroso e assolutamente irrinunciabile ripartire da qui, ripartire ancora una volta da Gaza, perché c'è un filo che dobbiamo riallacciare, che non deve sciogliersi e che non deve passare nel silenzio assordante che ormai ha ricoperto la tragedia che va avanti ormai da tempo troppo lungo a Gaza. Oggi questo silenzio è più forte che mai, riguarda le istituzioni, riguarda i governi, riguarda i media, i grandi media nazionali e internazionali. È importante invece che il silenzio venga rotto. Sono importanti i libri come quello di De Filippi e quello di Mishra perché fanno rumore, perché sconvolgono le nostre coscienze, perché ci fanno respirare. Oggi a Gaza si muore ancora, a dispetto di qualsiasi tregua proclamata e annunciata. Si muore ancora con le bombe, si muore ancora con le uccisioni mirate, ma si muore soprattutto oggi per mano di un terribile assedio che l'esercito israeliano sta sottoponendo alla popolazione di Gaza, ai palestinesi. L'assedio, come tutti gli assedi, ha uno scopo preciso ed è quello di negare il respiro, di toglierlo, di soffocare. E questo è anche il senso del titolo che abbiamo voluto dare alla serata di oggi. Vogliamo essere qui a respirare anche per la popolazione di Gaza. Io volevo partire... Allora, i due libri, abbiamo detto, sono libri differenti, perché uno è un libro di testimonianza, di racconto, l'altro è un libro di analisi. Però convergono sostanzialmente su una considerazione ed è da lì che vorrei partire. Il genocidio di Gaza rappresenta uno spartiacque generazionale, uno di quegli eventi destinati a cambiare per sempre il ricordo del mondo, quello che è stato, e a influenzare pesantemente il mondo che sarà. Io vorrei partire proprio da Mishra. 3 sere fa, proprio qui nella chiesa di San Francesco, lo ricordava l'assessore poco fa, abbiamo avuto la fortuna di assistere al dialogo teatrale tra Caridi e Montanari, Specchi, Gaza e noi. Alla fine, dopo che è stato esposto il sudario realizzato da Carnia per la Pace, quando si sono riaccese le luci in sala, io sono rimasto sconvolto. La gente piangeva. Una cosa che io non vedevo da tantissimo tempo. E quindi ho pensato immediatamente all'incipit del libro di Mishra, quando Mishra definisce Gaza un crollo assoluto della morale e per milioni di persone una ferita interiore e un trauma che durerà a lungo. Ora io chiedo questo a Mishra per iniziare. Gaza ha già iniziato a cambiarci, ci sta cambiando? Well, thank you for inviting me. It really is a personally great honor for me to be present at this event, something that is related to Tiziano Terzani, who I met in India 3 decades ago, was profoundly inspired by, and I think in many ways he really offered us a way to break out of our prisons, various prisons of national cultures, of journalism. He made us look at the world with compassion, with a different kind of concern and engagement altogether. So it's very appropriate that we should be here discussing Gaza today in an event associated with his memory. Tenendo presente la sua memoria, ben inteso. To answer your question, I Per think, rispondere alla domanda,
I don't think there has Io ever credo been questo, a time in non c'è history mai stato un when tempo so nella many storia people quando across the world tante persone di have tutto il witnessed mondo hanno on a daily assistito basis quotidianamente, a genocide giornalmente, ad un carried out. genocidio in Um, diretta. there have been obviously many other genocides in the Ce ne sono past, stati tanti di genocidi but the nella storia, perpetrators ben inteso, were ma careful gli to conceal the autori evidence of what they were doing. almeno Communications were primitive back then, sono stati technology was responsabili. very Comunque, advanced, all'epoca non c'era la and so we came to tecnologia, know of non c'era many of la these genocides comunicazione e poi siamo long venuti a after. sapere dei genocidi molto Today dopo, there is in a global ritardo. population Questa connected adesso invece è una with their popolazione smartphones globale connessa con i to this telefonini, ongoing connessa sempre genocide. in Let's not diretta, forget it's an ongoing assistono genocide. in diretta a questo As we genocidio speak here, people are continuo. being killed. Mentre siamo qui a parlare, le persone vengono And uccise we in are looking at questo the evidence momento e stiamo on a guardando daily basis. a questa The evidenza evidence is being tutti i broadcast giorni. Le evidenze le vediamo proudly nei by the telegiornali, perpetrators. vengono They divulgate le evidenze destroy a con statue of Jesus orgoglio dagli Christ. autori, They distruggono le dress up in statue di Palestinian Gesù costumes Cristo, si of donkeys travestono of con Palestinian women. abiti They palestinesi delle destroy donne palestinesi, universities, distruggono le dynamite università, schools. lanciano bombe, They fanno saltare le outwit the scuole laws. e The poi evidence and registrano, broadcast it. filmano e divulgano queste cose What does atroci, that bruttissime. do to our Quindi tutto ciò souls, che cosa fa alle to our nostre minds? anime, alle nostre I coscienze, alle think nostre teste? psychologists, Io psychotherapists credo che gli for psicologi, many years gli psicoterapeuti from now on per anni da will adesso struggle in poi to understand cercheranno the di ways capire in which we have been spiritually quello che tutto ciò damaged ha fatto a by what noi, we il witness. danno che ci ha Not only fatto, by what we have l'orrore, seen, non solo assistendo a but queste what scene, has quello gone che on abbiamo in visto, Gaza, quello che vedono i nostri but what occhi, we have witnessed ma anche quello a cui abbiamo among assistito our governments tra i nostri governi, tra i within nostri governanti, i politici, i potenti, journalistic institutions. i The giornali, way il modo in politicians, cui quello che è successo journalists viene have riprodotto dalla both stampa, dalle TV enabled e, this genocide e by come suppressing tutti evidence, by hanno blaming consentito che propaganda, il genocidio by vada avanti constantly negando le present evidenze del these genocidio, monstrous cambiando acts la realtà, as a mode of self-defense presentando and queste azioni constantly mostruose come justifying their pura supposed autodifesa e blameworthy, giustificando tyrannical, and murderous una regime. cosa di un regime fatta un regime For altamente many of us, poco that etico, has always immorale, been the biggest inaccettabile shock e convincendoci che sia and normale. Siamo tutti the scioccati brutality ovviamente of dalla the Israeli state. brutalità, dalla spietatezza del governo israeliano. Most of us who live La in maggior parte di democracies noi che vivono in have a stati fundamental democratici faith which is absolutely vital abbiamo un diritto a fondamentale faith alla that democrazia e poi our governments, abbiamo anche una our fede nel fatto che i journalists, nostri governi, our i nostri democratic giornalisti, le institutions nostre are istituzioni committed to the democratiche idea of truth. siano They're impegnati committed per la to verità, per some dire la verità basic e, shared values. e che si comportino And I think secondo it's i that nostri basic doveri, i nostri faith in our society valori condivisi. that has E been tutto ciò che in the guidava le shaping nostre of in many società cases invece è stato shattered, stravolto, è destroyed. stato proprio And so I think calpestato, non è this più vero. atrocity is like Quindi no other questa atrocità che è that senza has precedenti taken us through some of the darkest nights of ci history ha portato in una delle notti più buie has delle nostre revealed to us anime, our political helplessness, ci ha dimostrato la our nostra spiritual impotenza, la nostra incapacità devastation, di reagire, la like no other nostra atrocity. devastazione spirituale in maniera And come non era mai as I accaduto say, prima. E it is still ongoing come sto dicendo, because è we ancora cannot in see, we corso, still va cannot avanti see giorno dopo how giorno we e emerge non from this riusciamo a vedere come and uscirne, how we come riemergere to rebuild what has been destroyed. e come Because ricostruire the atrocity potenzialmente has quello che è been stato most distrutto, recently perché le atrocità been sono followed state by a tante e scale of più another kind of recentemente atrocity seguite da back in Lebanon, un'altra serie di back in atrocità Lebanon, the way che adesso the Israelis si sta targeted accanendo Gaza, contro il Libano. Dopo back aver in Iraq, distrutto Gaza, the adesso si cerca di chaos in a distruggere region that il is now Libano, si cerca di attaccare l'Iran, affecting creando un caos the nella lives of regione che hundreds of adesso si millions ripercuote sulla around the world. vita di milioni di There are persone in tutto il shortages, mondo. food Ci shortages, sono petrol shortages. carenze alimentari, carenze di Why? combustibili. Stiamo assistendo a tutto Because ciò. E of perché tutto what ciò Israel accade? has been allowed Per to do quello che Israele è by stato the West, consentito a what it is Israele di allowed fare da to parte delle actively potenze support the occidentali, West. anzi addirittura appoggiandolo attivamente da parte di tutto l'Occidente.
Loris, anche per te Gaza rappresenta un punto di non ritorno, l'hai scritto nel tuo libro, se non altro dal punto di vista del diritto umanitario internazionale. Tu sei un operatore appunto del diritto umanitario internazionale. Ma è per questo che per la prima volta in 30 anni di attività tua nei peggiori scenari di crisi mondiale hai fatto una cosa nuova, cioè hai preso carta e penna e hai deciso di rendere pubblico una cosa che non hai mai fatto prima. Ecco. Sì, non l'avevo mai fatto prima, soprattutto per una forma di reticenza, di mancanza di volontà ad espormi e per altri motivi, ma soprattutto perché non mi era mai capitato di lavorare in un contesto dove mancavano completamente i giornalisti internazionali. Era un contesto più unico che raro. Tutte le guerre in cui ho lavorato c'era comunque una via di fuga, c'era un paese limitrofo che poteva accogliere dei migranti, che poteva accogliere dei rifugiati. Quello che è successo a Gaza è conosciuto da tutti, non c'è nessuna possibilità di uscire dai varchi se non per accordi su evacuazioni medicali o convogli particolari, speciali, che però sono stati accordati all'inizio del conflitto. E quindi mi sembrava opportuno, soprattutto ascoltando i miei colleghi locali, rompere quegli indugi e avere il coraggio di espormi, ma soprattutto di esporre quello che ho visto. Ripeto, ho lavorato in contesti nei quali c'era l'ISIS, c'erano delle forze armate in campo sicuramente non democratiche, estremamente violente, repressive, ma non mi è mai capitato di fare fronte a una situazione che si prolunga nel tempo e come una garrota si sta chiudendo e sta soffocando una popolazione. Al mio arrivo a Gaza era una striscia di 365 chilometri quadrati. Quando ho lasciato Gaza, percorribili per la popolazione locale, ricordo 2.100.000 abitanti, non ci sono più di 120 chilometri quadrati, il che vuol dire che è una popolazione stretta in una morsa, con un migliaio di tendopoli, piccole o grandi, e soprattutto è una situazione per quanto riguarda la densità della popolazione simile a una megalopoli tra le più grandi al mondo, senza però servizi, senza alcun servizio, in una situazione in cui è quasi impossibile muoversi, è quasi impossibile raggiungere le zone limitrofe della striscia di Gaza, pena la morte, pena i bombardamenti, e soprattutto dopo l'inizio del conflitto israelo-iraniano è ripresa sicuramente una filiera di bombardamenti molto importanti anche nella zona cosiddetta umanitaria, quindi la zona centrale della striscia di Gaza, nelle comunità di Khan Yunis e soprattutto di Deir Bala, che non era stata toccata o era stata toccata solo marginalmente durante i bombardamenti degli ultimi 2 anni. E rispetto a questo c'è una riflessione da fare molto, molto grossa rispetto agli organi di stampa, rispetto ai media, che hanno di fatto, no, per un lungo periodo, adesso fortunatamente mi sembra che ci sia una ripresa, ma hanno abbandonato Gaza un po' a se stessa, perché effettivamente c'era la concomitanza con questo nuovo conflitto, sia quello libanese che quello iraniano. Gaza in questo momento sta vivendo una fase difficilissima, sono riprese le malnutrizioni acute, purtroppo la situazione dal punto di vista igienico-sanitaria è gravissima, forse non è mai stata così grave, perché da poco tempo i roditori, quindi dei topi di fogna, hanno preso d'assalto le tendopoli, c'è un numero molto importante, crescente di morsi, di topo, e la paura costante di entrare in una fase che potrebbe essere una fase epidemica relativa alla leptospirosi.
E questa è la realtà di Gaza oggi, ed è per questo importantissimo, e sono fiero di questa città e soprattutto della vostra iniziativa di non abbandonare Gaza, ma di metterla ad un posto importantissimo, a far riconoscere l'importanza di non togliere i riflettori in una fase così delicata del conflitto. Volevo leggere un passaggio del saggio di Mishra che mi ha particolarmente colpito, poi volevo sentire cosa ne pensava ovviamente sia l'autore, ma anche cosa ne pensa Loris dal punto di vista suo di operatore umanitario. In un passaggio del libro Mishra scrive: le atrocità di Gaza, approvate se non santificate dalla classe politica e mediatica del mondo libero, non si sono limitate a devastare una già debole fiducia nel progresso sociale, ma mettono anche in discussione il presupposto fondamentale che la natura umana è intrinsecamente buona, capace di empatia. È una cosa che mi ha colpito veramente molto, ecco. Se Mishra approfondisce un attimo, poi ci tengo a sentire anche cosa ne pensa Loris. I think when you see that kind of extensive breakdown. Allora, quando si vede questo tracollo, questo crollo dell'empatia, della compassione e dell'umanità, quando si vedono 20.000 bambini come minimo, probabilmente di più, che vengono uccisi davanti ai loro stessi genitori, quando si vede il dolore estremo dei genitori sugli schermi, allora uno si deve chiedere cosa sta accadendo, dove sono finiti i valori che ci rendono umani, com'è possibile che abbiamo consentito questa aberrazione. E visto che l'evento ha luogo in Italia, devo anche ricordare che questo tracollo dell'empatia a livelli senza precedenti anche nel giornalismo non è una cosa condivisa dai cittadini. I cittadini dell'Italia sono scesi per strada, hanno protestato, hanno organizzato proteste contro le atrocità, hanno scritto commenti, si sono scagliati contro Gaza. Francesca Albanese, se ci pensato, la più eloquente rappresentante a livello internazionale di questa voce contro Gaza per difendere i diritti dei palestinesi, una donna molto coraggiosa. E come l'Italia, come la Spagna, forse come altri paesi, in realtà hanno confermato che ci sono moltissimi di noi, esseri umani, persone, con sentimenti normali, umani, e che rispondono in maniera chiara a questa brutalità, a questo declino dei valori, ma va anche ammesso che gran parte del comportamento di alcuni dei potenti del mondo, nella politica, negli affari, nel giornalismo, nei media, ci hanno fatto mettere in discussione questi valori condivisi dell'umanità, purtroppo. Tu, Loris, che dal campo hai visto il lato brutto, terribile, ma anche il lato bello, quello dell'iniziativa umanitaria, del lavoro che tu e tanti altri avete portato. Cosa pensi di un'affermazione così forte? No, io credo che vadano fatti dei distinguo. C'è sicuramente, non c'è mai stata una situazione negli ultimi anni così forte da veramente spremere la nostra empatia. Lo ricordavi tu poco fa, no? Il fatto di vedere della gente commossa, della gente piangere sotto il lenzuolo con il nome delle vittime di Gaza è un esempio unico. Non è successo per Srebrenica, non è successo per il Ruanda, è successo per Gaza. Quindi Gaza da questo punto di vista ha scosso non solo l'empatia ma la voglia di partecipare. I comitati per la Palestina si sono moltiplicati in Italia, in tutto il mondo c'è stata un'attestazione e una voglia sana di ribellione da parte della gente. Il problema è relativo a una paralisi morale profonda, soprattutto di chi ci rappresenta e di chi al di là dell'indignazione non fa niente. C'è una
un crollo, no? Per ritornare sui temi medici del passaggio, no? Delle sinapsi che non funzionano più, del fatto che ti indigni ma poi non fai nulla, non fai nessun gesto politico per determinare una soluzione di continuo con la tua politica d'appoggio a paesi come Israele, alla politica americana, a continuare ad inviare degli strumenti di morte invece che di creare dei corridoi umanitari, no? Per poter salvare delle persone. Per questo motivo io non sono preoccupato, non lo sono, nel senso che tutte le esperienze di terra e di mare in supporto a Gaza sono l'esempio chiaro, incontrovertibile della voglia dei giovani, ma anche della mia generazione e delle generazioni che sono venute prima, a voler cambiare delle cose, a voler determinare un cambiamento, a voler fermare questo genocidio, questa punizione collettiva. Quello che dobbiamo fare è riuscire a curare questo tessuto ormai cicatriziale, no? delle autorità e di chi può nelle stanze dei bottoni provocare dei cambiamenti affinché le cose possano cambiare. Però non generalizziamo. Io credo che sia un momento particolarmente triste ma anche particolarmente fecondo dal punto di vista della mobilitazione sociale e della voglia di far cambiare delle cose. Chiedo a Mishra, nessuno oggi può più negare che a Gaza e anche in Cisgiordania sia in corso un'operazione di pulizia etnica. Quando si fermerà, secondo te Mishra, Israele? Qual è il suo obiettivo finale? Davvero qualcuno come Trump e compagnia vagheggiano? Si pensa a una Costa Azzurra depalestinizzata, un'immagine terribile che abbiamo visto anche riprodotta graficamente sui nostri giornali. Qual è il vero obiettivo finale di Israele? I think, Israel obviously will not be stopped by anything that happens. Israele segue tutto ciò che accade nella zona ed è succube di ciò che accade dentro Israele. Presto ci saranno le elezioni, ad esempio, nello Stato di Israele, ma si può senz'altro dire che chiunque vincerà queste elezioni, la destra, l'estrema destra, il centro-sinistra, non c'è una vera sinistra, come sapete, in Israele. Comunque chiunque vincerà le elezioni e prenderà il potere continuerà più o meno la politica inteniata da questo criminale di guerra internazionale che si chiama Netanyahu. Non vedo possibilità di un leader saggio, illuminato, non è pensabile in questa fase che cambino le cose. E poi Israele si sta allargando ad altri paesi, c'è una campagna genocidaria portata avanti a Gaza e altrove, e anche adesso in Cisgiordania, oltre che a Gaza. L'unica cosa che potrebbe fermare Israele, e molti lo dicono da moltissimo tempo, è il ritiro degli aiuti americani ed europei. Sarebbe la pressione dei suoi più alleati più stretti. Se smettessero di appoggiarlo, potrebbe, e basta dire che l'Europa non ha forza e che è tutto nelle mani degli USA. L'Europa avrebbe tanta forza. Da tre anni l'Europa, la Commissione europea si sta chiedendo se sì o no imporre sanzioni all'Israele, se sì o no sospendere gli accordi di cooperazione con Israele. Però nulla poi accade. È stata fermata l'Europa dalla Germania e anche dal governo italiano, va detto. Quindi questa mossa ha tantissime conseguenze importanti per Israele e per il mondo. La Commissione europea potrebbe fare una differenza, che non vuole farlo. Gli Stati Uniti, ben inteso, per tanti decenni, ormai da tanti decenni, sono stati l'alleato, il partner più stretto dello Stato di Israele. Adesso forse cambiano un po' le cose a livello interno.
Ci sono sempre più persone contro Israele, anche nello stesso partito repubblicano, anche nella stretta cerchia attorno a Donald Trump. Cambiano le cose, forse sappiamo anche che l'opinione pubblica americana sta svoltando sempre più fortemente contro Israele. Le persone fanno fatica ormai a capire tutta questa atrocità e quanto la pace e la stabilità del mondo siano a rischio, quindi protestano, fanno pressione sui politici. Questo mi sembra l'unico modo per fermare Israele, fermare il suo coinvolgimento in queste guerre e tutto quello che stanno facendo alle minoranze, ai paesi circostanti, eccetera. Se non fermiamo Israele, Israele continuerà il suo disegno perverso, continuerà a commettere tutte queste atrocità. La faranno franca, in totale impunità su quello che è successo a Gaza, e continueranno a farlo in altri paesi, perché anzi si sentono rafforzati, incoraggiati. Basta vedere quello che stanno facendo in Libano, basta vedere come stanno attaccando senza pudore l'Iran, adesso parlano di attaccare la Turchia, prossima sulla lista. Non ci sono limiti, non ci sono limiti al fanatismo estremo, alla follia, alla pazzia delle persone che governano attualmente Israele. Loris, torniamo un attimo indietro a lunedì sera. Il sudario portato qui in San Francesco da Carnia per la Pace riportava scritti a mano i nomi di oltre 18.000 bambini morti dall'inizio dell'aggressione israeliana a Gaza, oltre 18.000. I bambini, tu te ne sei reso conto in prima persona, sono vittime di un accanimento forse senza precedenti negli scenari di guerra a cui tu hai in qualche modo assistito e di cui abbiamo saputo. E la cosa continua. Tu prima hai usato un'immagine molto bella nel descrivere l'assedio che adesso Gaza sta subendo, quello della tagliola che si sta richiudendo. E ancora una volta, nelle dinamiche di un assedio, a rimettersi per primi sono i deboli e sono i bambini. Tu, nella tua esperienza di 1 anno e mezzo a Gaza, hai combattuto contro questo, misurandoti quotidianamente con tutta una serie di emergenze legate proprio alle problematiche dei più piccoli e dei più fragili. Ci vuoi raccontare un po', perché è un passaggio del tuo libro che poi è il passaggio fondamentale che veramente toglie il fiato. Sì, l'accanimento, come dici tu, è un accanimento senza precedenti, non solo sui bambini ma anche sui neonati, e questo è molto impressionante. Quasi la volontà di limitare la demografia dei palestinesi, dei gazawi, è diventata un po' una dottrina militare. Io mi sono trovato a lavorare nelle terapie intensive pediatriche, ma soprattutto neonatali. A Gaza, ricordo, ci sono 50.000 bambini che nascono ogni anno, e nascere in un contesto dove il respiro è un problema, dove il respiro ti è negato dall'inizio, perché ovviamente facendo dei blocchi umanitari, impedendo alle derrate alimentari e soprattutto ai farmaci di entrare, si limita la possibilità di dare l'acido folico, i micronutrienti alle donne durante i 9 mesi della gravidanza, e spesso al 6° o al 7° mese questi bambini vengono al mondo prematuri, con una difficoltà enorme a poi andare avanti, a respirare, soprattutto perché mancano le terapie intensive, perché mancano i farmaci, perché mancano i respiratori, perché manca un farmaco fondamentale per... Ti interrompo, ma io sono rimasto sconvolto leggendo il tema, torniamo al tema del respiro
le pratiche che eravate costretti a fare per consentire manualmente ai bambini di passare la notte. Sì, perché ovviamente c'è un problema anche di carburante, quindi a Gaza non funziona, non c'è elettricità, ci sono dei generatori che producono appunto l'energia necessaria a far funzionare le macchine, e quando mancano i pezzi di ricambio, quando manca l'olio per far funzionare i generatori, quando manca il diesel, in quei casi sono costretti soprattutto i medici e gli infermieri locali appunto a far funzionare con delle bombole d'ossigeno e un pallone, appunto dare l'opportunità di ventilare questi bambini fin tanto che c'è l'ossigeno che lo consente, o fin tanto che c'è la forza fisica per poterlo fare. Perché chi non ha mai provato non può rendersi conto, ma ventilare per un'ora anche un bambino o un adulto richiede uno sforzo molto importante del braccio, e dopo un'ora e mezza c'è praticamente quasi ci si addormenta, il braccio veramente non risponde più come dovrebbe, delle volte ci sono veramente delle situazioni di crampi, di dolori assoluti, e soprattutto quando non c'è abbastanza personale per darsi il cambio e poter consentire a questo bambino di avere ancora qualche ora di vita. E questa è la situazione che l'IDF, l'esercito israeliano, ha spinto gli operatori sanitari, perché ovviamente bombardando gli ospedali principali, lo Shifa prima di tutto, il Shifa era l'ospedale più grande di Gaza e a Gaza City aveva 50 incubatrici per la terapia intensiva neonatale. Distruggerlo completamente ha significato nel nord non avere più delle opportunità di salvare questi bambini. Quando sono arrivato, quindi alla fine dell'agosto del 2024, praticamente non c'era più nessun posto letto, cioè nessuna incubatrice in grado di salvare dei bambini che necessitavano appunto delle cure di terapia intensiva. E questa è una situazione gravissima. Fortunatamente nel tempo siamo riusciti a dare un supporto molto importante, e anche grazie a Udine, alle raccolte firma, a delle pressioni politiche che ci sono state, siamo riusciti a un certo punto a sbloccare 33 ventilatori che erano rimasti bloccati all'aeroporto Ben Gurion per 8 mesi, e questi ventilatori sono stati veramente una boccata di ossigeno. Hanno fatto 8 mesi. Bloccati per non si sa quale motivo, ritenevano questi ventilatori pericolosi, potevano essere utilizzati per double use, per dual use, come dicono loro, quindi avere anche una valenza bellica, cosa che dei ventilatori neonatali non possono avere in nessun modo. E questi ventilatori hanno contribuito a salvare moltissimi bambini, a rimettere in piedi oggi 10 terapie intensive neonatali in tutta la striscia di Gaza. Chiaramente c'è tutto il nord, quindi tutti i 3 comuni più importanti, Jabalia, Beit Hanun e Beit Laia, che sono sprovvisti di qualsiasi tipo di ospedale oggi, e quindi qualsiasi tipo di parto che avviene in questo momento in quella zona veramente deve essere trasportato il prematuro, il bambino, rapidissimamente verso una struttura in grado di poter dare supporto. E ogni spostamento, soprattutto dal nord, è una situazione di pericolo assoluta, perché ci possono essere delle ritorsioni, ci possono essere dei bombardamenti, ci possono essere dei quadcopter, questi droni che si muovono e vanno incontro a questi bambini. I bambini, come dicevi, sono vittime predestinate. Ci sono almeno in questo momento, tra bambini e adulti, ma molti sono bambini, 5.000 amputati a Gaza, ci sono 39.000 orfani a Gaza in questo momento, e soprattutto ci sono 20.000 bambini uccisi barbaramente, alcuni dei quali non dalle distruzioni, da effetti per come li chiamano loro collaterali da bombardamento, ma delle vere e proprie esecuzioni, soprattutto nel periodo infame
della primavera dell'anno scorso, nella quale Gaza Humanitarian Foundation aveva iniziato a fare delle distribuzioni in modo veramente orribile, e queste distribuzioni hanno causato la morte di moltissimi bambini che avevano solamente desiderato prendere un pacco, prendere qualche chilo di farina per portarla alla famiglia, e ci hanno rimesso la vita, no? Sì, che poi la Gaza Humanitarian Foundation ha un nome accattivante, ma è tutt'altro, no? Sì, no, sicuramente è veramente un paradosso umanitario gravissimo, no? Cioè il fatto che esista un'organizzazione che non è indipendente, che non è imparziale, che non è neutrale, che è messa in piedi dalle due forze occupanti, dalle due forze genocidarie, fa male, e soprattutto gestita da mercenari, da personale che faceva parte dei corpi dell'esercito americano, dei paramilitari che hanno, senza alcuna capacità, no? Hanno messo in piedi 2 centri di distribuzione quando prima ce n'erano 400 gestiti dalle organizzazioni non governative e dalle Nazioni Unite, che sono stati messi da parte. E questi 2 centri hanno causato alla fine almeno 1700 morti, certo, più veramente migliaia di feriti. Pazzesco. Tornerei un attimo a parlare di politica con Mishra. Prima lei accennava allo scollamento che c'è tra molti governi, anche in Europa, e quella che è l'opinione pubblica, quindi governi, se non silenti, anche complici del massacro. L'opinione pubblica invece è sempre più sconvolta e sempre più a favore della fine del conflitto e di una pace giusta per i palestinesi. Con il paradosso che assistiamo anche a molti governi, partiti della destra estrema europea che oggi si scoprono filosionisti, quando tradizionalmente nel loro elettorato, le loro idee perlomeno sono sempre state antisemite o comunque spinte in quella direzione. Tu elabori una teoria sulla base per spiegare questo fenomeno qua. C'entra anche il concetto di supremazia bianca, quello che tu definisci il peccato originale dell'Occidente. Questo schieramento, questo schierarsi lo giudichi dovuto a cosa? I think we should understand very carefully what has happened. Allora, bisogna capire attentamente quello che è accaduto dopo il 1945, ovvero una minoranza europea che era disprezzata, che è stata poi decimata nel continente. Praticamente quasi tutti i paesi europei ricorderanno l'Olocausto, e più o meno tutti hanno contribuito a sterminare la popolazione ebraica del mondo. Però dopo il 1945, in una nuova configurazione politica, Israele è diventato sempre di più uno Stato importante, alleato ai paesi occidentali, aveva creato i propri valori durante la guerra fredda, e dopo la fine della guerra fredda si è sempre di più avvicinato ai partner europei e americani. Oggi invece Israele si è posizionato come un paese difensore della stessa civiltà da cui era stato perseguitato, ovvero la civiltà europea, la civiltà occidentale, americana, eccetera. Benjamin Netanyahu dice che loro seguono la civiltà occidentale contro le barbarie, quei barbari che cercano di distruggerli. E quei barbari non esistono solo nel Medio Oriente, sono presenti in Europa. Lui parla dei musulmani tutti, ovunque siano nel mondo, che vogliono distruggere Israele. Quindi Israele si è creato un nuovo spazio nel quale gli islamofobi dell'estrema destra, gli evangelisti cristiani, i fanatici cristiani degli Stati Uniti, la Silicon Valley, i businessmen tutti si riuniscono, si mettono insieme in questo spazio
e si rafforzano a vicenda, si corroborano, si fanno forza. È una nuova coalizione, un nuovo sistema di alleanze di cui ci occupiamo, appunto. Un sistema che si impone, che cerca di far valere il proprio potere, le proprie idee, di schiacciare tutti. Quindi ci dobbiamo chiedere una domanda profonda sulle nostre società democratiche. Siamo società democratiche? Sono ancora democratiche? Oppure stiamo parlando di minoranze che cercano di prendere il controllo totale di tutta la politica interna ed estera, distorcendo proprio a tal punto le cose che le opinioni pubbliche non si rendono conto. Quindi quando si dice c'è lo scollamento, l'opinione pubblica è contro Israele, lo si è visto nei paesi, scendono per strada a proteste, però la classe politica sembra totalmente immune. Perché i politici non ascoltano? Perché le classi politiche di tutti i paesi, Regno Unito, Francia, Germania, ovunque, la classe al potere segue un linguaggio dell'estrema destra, populista, perché si vedono come si sentono immuni da questa pulsione democratica che viene invece dalla popolazione. Quindi ci sono le mobilitazioni, le popolazioni protestano, visto i traumi di quello a cui hanno assistito. Quindi si scende per strada, si protesta, soprattutto i giovani, gli studenti in Italia, lo si è visto, i giovani alzano la voce, i giovani si scagliano, però elettoralmente non hanno nessun significato, purtroppo, quindi non contano. Sono per strada, sì, però le persone che contano nelle elezioni invece non reagiscono. E poi c'è una spinta che radicalizza quello che si fa in Israele. Comunque c'è una forza dell'estrema destra che ha fatto proprio il linguaggio dell'islamofobia, il linguaggio anti-immigranti, il linguaggio omofobico, e sono entrati in un'alleanza forte con l'estrema destra anche in Israele, ahimè, che appunto l'estrema destra in Israele si definisce il difensore della civiltà bianca occidentale. Questo abbiamo davanti, quindi dobbiamo discostarci dalle analisi precedenti dell'estrema destra in Europa, che, come è stato detto, è sempre stata antisemitica e in larga misura resta antisemita. Se guardate quello che accade nel Regno Unito, l'unico leader ebreo di un grande partito politico nel Regno Unito oggi viene attaccato apertamente con motivazioni antisemite anche in tutta la stampa. Basta vedere i cartoni, le vignette, che è terrificante. Però è normale, tra virgolette, perché non si cerca di difendere la popolazione ebraica dagli attacchi antisemiti, si cerca invece di utilizzare un sentimento antimusulmano fortissimo per consolidare il loro restare aggrappati al potere. Questo è il gioco che viene fatto dalle destre in tanti porti dell'Europa oggi. Quindi molto volentieri sacrificano gli ebrei europei, li butterebbero anche sotto l'autobus, purché restano attaccati al loro potere. Quindi l'estrema destra si dichiarano amici di Israele, ma in realtà forse sono i peggiori nemici della popolazione ebrea di tutto il mondo, secondo me, quelli di destra. Chiedo altre due cose a Mishra. Una, si sta ricompattando il vecchio mondo colonialista intorno a Israele, il governo israeliano, intorno a quello che accade a Gaza. E poi volevo anche chiederti, tu nel tuo saggio per spiegare Gaza ripercorri la storia di Israele e del sionismo. Esiste un modo per raccontare, per ricordare la Shoah senza che questa diventi un via libera per qualsiasi genere di nefandezza, di atteggiamento, di politica contraria a ogni genere di umanità?
c'è un modo differente di raccontarla, tu te lo chiedi nel tuo libro. Absolutely it is. Absolutely it is. Allora, And I think we must assolutamente sì, e credo che dobbiamo sempre cercare di conservare la memoria dello Shoah, dell'Olocausto, che è stata molto distorta, questa memoria, dallo Stato di Israele e dalla sua propaganda. La memoria della Shoah, badate bene, dovrebbe servire come memoria, come ricordo di quello che o l'etnonazionalismo fanatico, il fascismo nella sua forma estrema, era riuscito a fare, ad infliggere contro una popolazione, l'atrocità, la brutalità, la cattiveria che erano riusciti a perpetrare quando si surriscaldano, quando sono motivati, quando c'è un'ideologia estremista che sta alla base. E questo resta vero per praticamente qualunque Stato, qualunque nazione del mondo. Quelle condizioni potrebbero ripetersi ovunque nel mondo, potrebbe tornare un olocausto. Quello che è accaduto è che il ricordo della Shoah è stato, come dire, dirottato, manipolato per tutelare e difendere uno Stato fanatico etnonazionale nel Medio Oriente. Allora non si può immaginare una perversione più flagrante, più eclatante della memoria della Shoah. È distorta completamente. Siamo in una causa portata avanti da fanatici etnonazionalisti. Loro sarebbero disposti a fare qualunque cosa per riprendersi questa memoria, manipolandola. Lo Stato di Israele non ha fatto che violare questa memoria della Shoah. Hanno fatto l'esatto contrario. E lo dico da indiano, credo che i sopravvissuti della Shoah, persone come Primo Levi e come Hannah Arendt, quelli che hanno vissuto l'Olocausto e che sono stati molto enfatici sull'argomento, avevano detto chiaramente che non avrebbero mai voluto dare a Israele un permesso infinito di massacrare solo perché l'Israele sia diventato un simbolo della sopravvivenza o della memoria. Non per questo possono massacrare gli altri. Sicuramente i sopravvissuti non accetterebbero che la memoria sia così distorta, manipolata. Molti avevano messo in guardia, molti avevano lanciato degli allarmi contro le manipolazioni della memoria. Per molto tempo, fin dall'inizio, fin da quando è stato creato lo Stato di Israele dopo il 1945, gli allarmi c'erano stati. Visto che stiamo parlando di Israele in termini politici, ti chiedo un'altra cosa che mi è venuta in mente rileggendo una tua intervista rilasciata a Repubblica, il quotidiano italiano La Repubblica, qualche mese fa. Più che colpirmi la tua intervista, mi ha colpito il fatto che il giorno dopo, esattamente il giorno dopo, la Repubblica ha pubblicato un'intera pagina firmata da giornalista Augias in cui ti contestava tutta una serie di dichiarazioni che avevi fatto nell'intervista del giorno prima. Semplifico, in particolare ti attaccava sul fatto che Israele comunque, a suo parere, resta comunque una vera democrazia e che la società israeliana in realtà non ha il volto del suo governo. A me piacerebbe sentire una tua controreplica perché mi aveva un po' colpito questa cosa. È un'argomentazione comune, familiare, che sentiamo da 4 decenni, da quelli che provano a difendere Israele. Dicono che è una democrazia in Medio Oriente e che proprio perché è una democrazia è moralmente superiore rispetto ai paesi circostanti che non sono democrazie. Nessuno negherà mai questo. Nessuno vuol dire che non sia una democrazia, lo è per definizione. Però gli Stati Uniti che cosa hanno fatto negli ultimi mesi? Hanno buttato giù il leader del Venezuela, hanno minacciato di conquistare la Groenlandia, entrano in guerra con varie democrazie,
gestiscono insieme a Netanyahu l'attacco all'Iran, mettono a repentaglio l'economia mondiale, creano problemi a milioni di persone al mondo a causa delle carenze di combustibile, carenze alimentari. Allora, quindi gli Stati Uniti è una democrazia, ma vi sembra che questo attenui alcune delle conseguenze gravissime che stanno infliggendo a tutto il mondo insieme ad Israele? Riflettiamo su questa questione. Se queste due democrazie causano questo, vi sembrano che hanno il permesso di fare tutto questo male al resto del mondo? Guardiamo comunque l'Israele di oggi. La società in generale che cosa pensa? Ci sono sondaggi uno dopo l'altro che confermano che la maggior parte degli israeliani, la stragrande maggioranza degli israeliani, approvano completamente il comportamento del governo Netanyahu a Gaza. Anzi, vorrebbero più brutalità, vorrebbero più spietatezza, vorrebbero sempre di più che il governo fosse ancora più... approvano gli attacchi all'Iran, approvano quello che sta accadendo in Libano. Quindi, se volete misurare la democrazia tramite questi sondaggi di opinione, allora va detto che Israele è diventata una democrazia assai corrotta, profondamente corrotta, dove l'opinione pubblica stessa dichiaratamente è a favore del genocidio. Questo è davvero allarmante, è inquietante, guardate, rispetto invece a paesi dove c'era, che ne so, un dittatore come Saddam Hussein e pochi spietati attorno a lui, un gruppetto di scatenati che fanno tante atrocità, ma sicuramente senza l'appoggio dell'opinione pubblica. Invece in Israele c'è una grossissima fetta della popolazione che è dichiaratamente a favore del genocidio. Questo ci deve far preoccupare tutti, e molto, vi dico anche, ed è una cosa che non finirà a breve, semplicemente perché questo Augias ha scritto sulla Repubblica o perché lui continua a pensare che Israele sia una democrazia. Servono argomentazioni più convincenti, scusate. Grazie. Lasciamo bere Loris, che adesso ha domande per lui. Allora, abbiamo detto che non soltanto i giornalisti, come abbiamo parlato spesso e volentieri, sono bersaglio dell'IDF a Gaza, ma anche i medici, anche gli operatori sanitari. Abbiamo letto degli attacchi alle ambulanze, abbiamo letto degli attacchi agli ospedali. Tu hai conosciuto, hai lavorato assieme al pediatra palestinese Abu Safia, che adesso è attualmente in carcere, arrestato dalle autorità israeliane senza una precisa accusa e senza neanche un termine per il rilascio, ecco, quindi è quasi un desaparecido della Palestina. La sua storia è una storia assolutamente folle, assurda e ti strappa il cuore, ecco. Ci vuoi raccontare com'è stata la tua esperienza con questa persona e se hai qualche notizia delle ultime ore sulla sua situazione? Ecco. Dunque, va detto che il dottor Abu Safia è da sempre considerato uno dei padri della pediatria a Gaza e soprattutto era il direttore di uno degli ospedali più emblematici di Gaza, che è il Kamal Adwan. Kamal Adwan è situato, o quello che rimane del Kamal Adwan è situato a Beit Laia, nella parte più a nord della striscia di Gaza, e copriva una zona di circa 200.000-250.000 abitanti. Aveva una terapia intensiva generale, pediatrica, neonatale, aveva tutti i dipartimenti di un ospedale generale. Soprattutto era una persona, anzi è una persona estremamente dolce, è una persona ammirevole dal punto di vista lavorativo, perché praticamente è sempre stato presente al Kamal Adwan durante i mesi più difficili della storia di quell'ospedale. Quell'ospedale è uno tra i pochi ospedali del Ministero dell'Interno.
ed è per questo che era un ospedale come dire, prioritario nel bersaglio dell'IDF. Nel settembre-ottobre del 2024 gli attacchi al Kamal Adwan si fanno giornalieri, diventano importantissimi, e il dottor Abu Safia ci chiede di fare dei trasferimenti, di fare delle evacuazioni mediche, perché mancavano alcuni dei chirurghi importantissimi, quindi alcuni interventi pediatrici non potevano essere effettuati, e quindi più volte ci siamo recati a trasferire questi bambini. Per arrivare all'ospedale bisognava passare due checkpoint particolarmente duri, nei quali appunto la macchina viene perquisita, c'è tutto un sistema particolarmente lungo per poter arrivarci, e una volta arrivati si aveva l'opportunità per esempio di portare del carburante alle volte, e soprattutto di trasferire dei bambini. L'abbiamo sempre visto come una persona non solo tecnicamente molto preparata e capace, ma soprattutto dal punto di vista dell'empatia un campione. A un certo punto purtroppo suo figlio viene ucciso con un drone, viene ucciso nei pressi dell'ospedale. Quindi lo portano all'ospedale, lui vive ovviamente un momento di sconforto, no? Quindi inizia a piangere, sta male, e dopo alcune ore celebra di fatto il funerale del proprio figlio e riprende a lavorare all'interno della struttura. Questo spiega chi è il dottor Abu Safia. A un certo punto, un mese dopo, la situazione si fa ancora più drammatica all'ospedale. Andiamo a trasferire un paziente molto grave, un ragazzino di 14 anni, ferito alle gambe, all'addome, ai testicoli, per cui dopo aver assicurato insomma, che le condizioni permettessero di fare il viaggio verso l'ospedale Al-Shifa, ci prepariamo a partire e chiediamo al dottore se potevamo portare anche almeno un ventilatore e un paio di altre macchine, perché gli dicevamo: ti rendi conto, no, che i giorni sono contati, gli attacchi diventeranno ancora più frequenti e praticamente distruggeranno questo ospedale. E lui fino all'ultimo ha detto: guarda, io mi rendo conto che potrebbe essere importante per salvare qualcuno, però in questo momento voglio dare il messaggio che questo ospedale deve rimanere, deve andare avanti, deve continuare con tutti i mezzi possibili. Perché la mancanza di tutto vi impone delle scelte che sono Sì, impone delle drammatiche. scelte terribili, no? che sono quelli di depauperare un ospedale per portarlo in un altro e tentare di far funzionare e salvare qualche vita. E quindi in questa situazione lui ha dimostrato questo attaccamento clamoroso per l'ospedale ed è rimasto fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo attacco, che è stato un attacco violentissimo, ha distrutto completamente la struttura, riducendola veramente a quasi niente. Sono rimaste sulle mura della struttura portante centrale e poi poco altro. E lui alla fine è uscito dalla struttura ospedaliera verso i carri armati per poi arrendersi e sparire per sempre verso Ofer, verso la tristemente famosa prigione israeliana, dove lui è ancora presente da quasi 500 giorni. Quindi il suo crimine è quello. Il suo crimine è quello di essere una persona magnanima, di aiutare tutti. Ricordo l'ultima volta che l'abbiamo visto, lui era stato ferito da un drone alla gamba, alla coscia, e continuava con le stampelle a fare il giro dei pazienti e a tentare di portare soccorso alle persone. Una persona veramente eccezionale per quello che noi l'abbiamo potuta conoscere, e soprattutto è stata ed è la persona che incarna forse meglio la tenacia, la resistenza, la resilienza di un popolo che è unico. È un popolo. Io ho lavorato ho fatto 33 missioni nella mia vita. Sicuramente il popolo che mi ha sconvolto da questo punto di vista, per la capacità, la resistenza, la serietà con cui affrontano il proprio impegno, il proprio impegno quotidiano, è il popolo palestinese, sono i Gazawi, e il coraggio di
di Abu Safia oggi si riverbera nel grande coraggio del dottor Abu Salmiya, che è il direttore dello Shifa, che dopo essere stato in carcere per molti mesi ad Ofer è rientrato, non ha passato nemmeno un giorno con una situazione di trauma da stress, una situazione post-traumatica dopo tutto quello che gli è successo, dopo le torture, e ha ripreso in mano le redini dello Shifa e sta ricostruendo pezzo per pezzo questa struttura. E questa è l'eredità di Abu Safia, del coraggio di un uomo che fino all'ultimo secondo è rimasto, pur sapendo che quell'ospedale sarebbe stato annientato e che la sua vita sarebbe stata posta in pericolo. Ora ha un'avvocata che lo aiuta, sta tentando in tutti i modi, con 1000 iniziative, e vi prego di partecipare a queste iniziative importantissime per il dottor Abu Safia perché venga liberato. Stanno tentando in tutti i modi. Le ultime notizie sono purtroppo tristi, perché c'è stata una prolungazione della sua detenzione fino a tempi non chiari. La legge sui sospetti criminali, sui sospetti terroristi, che è una legge sicuramente assurda per un paese democratico come si pregiano di essere, consente questo, e quindi starà dentro, e secondo me lo stanno indebolendo proprio nel tentativo di spezzare la sua resistenza, la sua capacità, la sua capacità di influenzare migliaia di medici, di infermieri che ogni giorno, pur non essendo pagati, molti di loro continuano a lavorare. Le 27 ONG che sono state, le 37 ONG che sono state bannate dal governo israeliano e non possono lavorare, non hanno impedito allo staff locale delle stesse ONG di continuare a lavorare, che ci sia uno stipendio o meno. E questo la dice lunga di quello che è questo popolo, un popolo tenace, forte, resistente, che ho avuto l'onore e il privilegio di incontrare sul mio cammino. Detto dei medici coraggiosissimi che operano a Gaza, vorrei parlare un attimo anche di quello che siete voi che arrivate da altri paesi, vi esponete a questo pericolo enorme, che non è soltanto il pericolo ovviamente delle bombe, dei droni, degli attacchi mirati, ma è anche un qualcosa di più profondo e molto pericoloso, come può essere la paura, come può essere la depressione, come può essere l'angoscia di dover operare in situazioni dove ogni giorno devi scegliere tra salvare una persona, lasciarne morire un'altra, e dove ti senti magari impotente di fronte a tutta una serie di cose che gridano vendetta. Tu che hai questa esperienza enorme sul campo, hai visto anche tanti colleghi in difficoltà probabilmente, ecco. Come se ne esce? Cos'è il tipo di supporto di cui necessitano le persone che fanno questo genere di attività? Sì, va detto che Gaza è particolare anche perché generalmente quando lavori in un paese in via di sviluppo o in un paese in guerra, la tua organizzazione ti fa operare da una zona cuscinetto, gli ospedali vengono posti alcuni chilometri, no, dalla linea di fronte. Questa Gaza è impossibile, per cui Gaza rappresenta veramente un unicum. Chiunque passa la frontiera di Kerem Shalom diventa di fatto un Gazawi. Perché vivi in abitazioni che si confondono con altre abitazioni locali. È vero che ci sono i GPS, che ci sono le geolocalizzazioni, però voglio dire, questo non ha impedito a nostri colleghi delle Nazioni Unite e delle organizzazioni non governative, anche internazionali, di essere assassinati barbaramente. Quindi
la possibilità di essere in prima linea veramente, costantemente esiste, e soprattutto il fatto che i droni tutta la notte passano e quindi il tuo sonno si interrompe sia per il rumore costante dei droni, quasi ipnotico, e i bombardamenti che arrivano in maniera quotidiana, no? E soprattutto la notte. Leggevo in un altro libro molto importante che è uscito, Hanno ucciso Habibi, quindi questa giornalista palestinese che ha perso il marito in un bombardamento, questo racconto del rumore continuo, del ronzio continuo metallico dei droni, che poi diventa parte della tua esistenza. Sì, sì. E ti angoscia non sentirlo più a un certo punto, perché è talmente diventato parte della tua giornata. Sì, è un mantra. Lo sentivate anche voi, immagino. Sì, tutto il tempo, no? Per cui c'è questo che è costante e che fa parte delle tue notti e che quindi ti fa dormire di meno, perché per quanto uno si abitua, poi questo rumore viene interrotto dalle esplosioni, viene interrotto da altri rumori, no? Per esempio dai tank, dalle esplosioni che provengono dalle navi, quindi c'è tutta una situazione di pericolo costante. E quello che succede è che il personale, anche internazionale, spesso vive questi traumi in maniera dura, difficile. Molte organizzazioni non governative, per esempio, fanno turni di 6 settimane e poi appunto rimpiazzano l'intero team con altri team. Per quanto riguarda le Nazioni Unite, noi generalmente stiamo dalle 6 alle 8 settimane sul posto, facciamo una settimana ad Amman e poi rientriamo. Questa settimana dovrebbe in qualche maniera aiutarti a recuperare un pochino, a rimetterti in sesto. Però questo non succede quando arrivano fatti traumatici. Nell'aprile dell'anno scorso, esattamente poco più di un anno fa, Marin Marinkov, che era il capo missione dell'UNOPS, che stava lavorando nel tentativo di rimettere in piedi delle infrastrutture, è stato decapitato con un tank assieme a 5 suoi colleghi che hanno subito delle mutilazioni profondissime, molto gravi, e questa situazione ha determinato la riduzione dei team sia delle Nazioni Unite che delle organizzazioni non governative quasi di un terzo. Quindi noi eravamo circa 30 persone tra Deir el-Bala e Gaza City, e il team si è ridotto a 10. Ed è stato un momento veramente molto difficile, è stato il momento in cui ho deciso anche di scrivere il libro, che all'inizio voleva essere un diario e poi ho pensato a fare degli approfondimenti per far capire alla gente che cosa vuol dire effettivamente stare lì, anche da un punto di vista preciso, tecnico, chi è il COGAT, che cosa fanno questi, che autorizzazioni servono per fare altre cose, perché è importante secondo me. E quello che è successo che in un giorno nel quale avremmo dovuto evacuare tutti, avevamo tutto pronto, il giubbetto antiproiettile, il casco in testa, le macchine già lì tutte pronte come delle bare a trasportarci fuori, poi c'è stato un ripensamento, siamo rimasti, la situazione si è perlomeno in quel momento tranquillizzata, e lì mi sono reso conto che lo sconforto stava entrando. Per cui è importantissimo, e lo dico senza alcuna vergogna, avere un supporto esterno, avere l'opportunità quando si rientra soprattutto di poter ventilare, di poter far uscire, no? questo sedimento di cose difficili da digerire, no? Soprattutto perché non sono provocate da un terremoto, sono provocate da esseri umani, ed è importantissimo farsi aiutare e riuscire a gestire questa situazione, non solo per poter dormire e avere una vita di relazioni più o meno normale, ma anche per non lasciare che questa angoscia possa sopraffarti, che questa cattiveria che hai vissuto non possa farti inaridire e diventare meno empatico, abituarti a questo dolore terribile, e soprattutto a elaborare, no? Questi lutti continui, questi lutti giornalieri, perché nessuno può abituarsi alla morte costante di questi bambini. Ogni volta in cui entri in un ospedale a Gaza
ci sono dei bambini feriti gravemente, dei bambini che non ce la faranno, dei padri che portano dei bambini già morti nel tentativo che vengano rianimati, e queste cose sicuramente non te le dimentichi. E soprattutto quello che sarebbe importante da fare è aiutare psicologicamente i medici, che alcuni li ho descritti all'interno del libro, in particolare uno che abbiamo cambiato il nome, l'abbiamo chiamato Ussiam, una persona che ha dato tutto e sta dando tutto per i ragazzini in terapia intensiva a Gaza, e che ha visto morire centinaia di questi bambini perché mancava un anestetico, perché mancava un antidolorifico, perché mancava un antibiotico, perché mancavano le cose basilari per poter fare il tuo lavoro in un paese come Gaza, che ricordo ha dei medici eccezionali dal punto di vista tecnico, e quindi nel momento in cui tu avessi a disposizione i farmaci e i presidi per poter lavorare, ne salveresti tantissimi, no? E per queste persone meravigliose che spendono la loro vita in pericolo anche in questo momento mentre noi stiamo parlando, io credo che un supporto psicologico, un aiuto dovrebbe essere garantito, cosa che in questo momento non è possibile perché si ritiene che non sia la priorità assoluta, quando lo è veramente. Volevo riallacciarmi a un passaggio che ha fatto prima Mishra. L'Ucraina, il Venezuela, Gaza, il Libano, l'Iran, e poi sotto a chi tocca, perché probabilmente non è finita qua. Secondo te è il ritorno della brutalizzazione, cioè secondo lo storico Moss l'uso indiscriminato della forza come unico metodo nei rapporti internazionali? A questo che stiamo assistendo. Well, that is certainly the attempt by the United States. Sicuramente questo tentativo degli Stati Uniti e dei suoi alleati più stretti di ripristinare la legge della giungla, la legge del più forte. E chi è il più forte vince, quindi il prevaricare. Non dimentichiamo che è così che si è formato il mondo moderno nel XIX secolo, portando via tutto a milioni di persone in Africa e in Asia, poteri imperialisti, colonialisti, che hanno dimostrato che il mondo che volevano creare avrebbe avuto sì norme, leggi apparentemente, ma quelli che hanno creato queste leggi saranno sempre anche i più grandi beneficiari di tutto. Quindi c'è sempre l'uso della forza dietro quelli che impongono leggi e norme, e oggi tutto quello che vediamo viene mostrato, come dire, senza pudore. Vediamo lo strapotere, la dominanza, la prepotenza nel suo volto più prepotente e più brutto. Credo che Donald Trump sia l'esempio vivente di questa chiarezza, cioè ci sono solo io, comando io, e al contempo la maggior parte della popolazione del mondo si rende conto che un mondo senza regole, o un mondo dove vince la brutalità e la prepotenza, dove i forti fanno le loro leggi e le impongono agli altri, bene, che questo mondo è un mondo assai pericoloso in cui vivere. Se andate a vedere un paese come la Cina di oggi, la Cina che è stata demonizzata dall'Occidente, anche dai giornalisti, invece viene fuori che sostiene l'ordine mondiale, non per principi morali, semplicemente perché si vede che questa anarchia morale che viene imposta al mondo da Israele e dagli Stati Uniti è profondamente destabilizzante per la popolazione, per i loro progetti, per portare avanti il progetto umano, la crescita economica, eccetera. Quindi ci sono tante cose che si stanno formando. Ci sono poi paesi come l'India, l'Indonesia, il Brasile e il Sudafrica, e
e paesi in cui si vorrebbe un mondo nel quale le norme morali, le leggi e le regole valessero, fossero vincolanti. Allora la sfida che abbiamo davanti è proprio di capire se quelle persone che vogliono l'instabilità, scusate, che vogliono la stabilità e lo Stato di diritto possano condurre una battaglia politica contro la prepotenza di quelli come Donald Trump e come Netanyahu, contro questo approccio. È davvero importante fare dialoghi come quello che facciamo stasera, rendendoci conto che viviamo in un'emergenza mondiale, un'emergenza che forse era stata comune per i nostri nonni 100 anni fa, però adesso forse la portata di questa prepotenza è anche maggiore. Praticamente tutta la popolazione mondiale soffre, è colpita da quello che sta succedendo in Iran, nell'attacco all'Iran ad esempio, che si ripercuote su tutti, la chiusura dello stretto di Hormuz, che si ripercuote sulle vite di noi tutti, praticamente di tutto il mondo. Quindi non c'è mai stato nulla più in gioco di oggi, si rischia moltissimo e credo che se non ci mettiamo insieme, non ci uniamo come comunità internazionale, come esseri umani, come abitanti del mondo che hanno il dovere di investire in un futuro più stabile per i nostri figli e i nostri nipoti, se non portiamo avanti conversazioni come quella di stasera, rischiamo tutti di essere esposti a questi bruti che vogliono imporre la loro prepotenza. Il nostro tempo sta per scadere, una ultima domanda flash per tutti e due. Loris, nel tuo libro insisti sul principio che senza giustizia non c'è pace. Chiedo a te, ma chiedo anche a Mishra, ci sarà giustizia per il popolo palestinese in qualche modo? Beh, io francamente me lo auguro. Io spero che pagherà qualcuno per questo. Che il Tribunale Penale Internazionale farà pagare Netanyahu, il governo israeliano, per quello che ha perpetrato, perché purtroppo la giustizia internazionale, le Nazioni Unite in qualche modo arrivano sempre con un ritardo colpevole, no? È stato impossibile fare un'azione preventiva per i 900.000 ruandesi massacrati nel 1994, è stato impossibile, anche se le Nazioni Unite ci hanno provato, insomma, anche a Srebrenica, a impedire che 8.000-9.000 persone siano state massacrate, no? Nel luglio del 95. Quello che è successo a Gaza purtroppo non ha avuto il tempo, la capacità, l'intenzione internazionale di bloccare questa situazione, e questa paralisi, come ripeto, morale profonda ha causato questo genocidio, questa punizione collettiva che deve essere punita, deve trovare il tempo, lo spazio, la lucidità per portare queste persone davanti al Tribunale Penale Internazionale all'Aia e giudicarle, come è stato giudicato Mladic, Krstić, come sono stati giudicati i genocidari ruandesi. E io me lo auguro al più presto possibile, perché quello che è successo a Gaza non si ripeta più, anche se so che è difficilissimo, e soprattutto perché quei bambini, quegli adulti, quelle donne, quelle 30.000 donne uccise a Gaza abbiano un riconoscimento, abbiano finalmente giustizia. E questo lo dico con tutta la speranza, tutto il cuore, e farò tutto il possibile perché ci sia un ripristino del diritto umanitario internazionale che è stato vilipeso, calpestato, offeso anche dal nostro governo.
Che la Palestina possa rifiorire, ad esempio, una possibilità che i palestinesi possano ricostruire tutto ciò che è stato distrutto e che abbiano la capacità, in fondo hanno il talento, hanno le capacità, sono una popolazione resiliente, sono un popolo come qualunque altro del mondo con un enorme potenziale, risorse fisiche, spirituali, un enorme potenziale, risorse anche filosofiche. Credo che ci sarà giustizia, ci potrà essere giustizia per queste persone palestinesi se avranno le capacità e le risorse che di cui tutti hanno bisogno per poter vivere finalmente in pace e in stabilità. E poi la responsabilità di quelli di noi che non sono palestinesi è di aiutarli, di essere al loro fianco in questo loro sforzo. Quindi come l'assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria è quella che viene portata avanti da Loris e quelli come lui, ma ci deve essere più impegno per Gaza, per la tragedia di Gaza descritta così bene da Loris, e poi anche per rendere possibili delle condizioni in cui la sensazione, il sentimento pubblico vada verso un coinvolgimento per far giustizia, porre rimedio alla profondissima ingiustizia vissuta dai palestinesi. Grazie a Dio abbiamo il lavoro dei giovani che protestano, che hanno protestato nelle università americane, che sono scesi per le strade di Roma e di Milano. È un segnale forte questo, quindi le cose stanno cambiando sotto i nostri occhi e tutti dobbiamo cercare di far parte di questo cambiamento e sarebbe anche questo di per sé una forma di giustizia. Grazie. Bene, con questo che è un appello e anche un auspicio possiamo chiudere, anche perché il nostro tempo è terminato. Un grazie di cuore a Mishra per il suo tempo da Londra, un grazie enorme anche a Loris, che è un orgoglio per tutta Udine, per tutti i friulani. E grazie a tutti voi che avete seguito con attenzione e calore. Teniamo sempre questo filo ben saldo e la luce accesa. Grazie anche da parte nostra a Loris De Filippi e a Pankaj Mishra, che con la forza della testimonianza, la profondità della riflessione